A un anno esatto dalla tempesta Vaia che ha colpito violentemente il nostro territorio, il presidente del Veneto Luca Zaia fa il punto sul lavoro di ricostruzione svolto finora. Negozi allagati, approdi sospesi, raffiche di vento, anche la città di Venezia fu messa a dura prova quel giorno, l'alta marea raggiunse il picco record di 156 centimetri. 29 ottobre la tempesta Vaia si scatena in tutta la sua forza impressionante, ieri sera a Ring presentato il trailer del documentario realizzato dalla nostra emittente per raccontare il disastro che ha cambiato la nostra regione. Via le grandi navi da San Marco, entro aprile l'annuncio del ministro dei trasporti Paola De Micheli a Marghera, intanto gli scavi in laguna dovrebbero sbloccarsi nelle prossime settimane. Gruppo di insegnanti del liceo Marco Polo contro la presenza delle forze dell'ordine, le forze armate nell'istituto il 4 novembre, dura l'assessore regionale Donazzani, insegnanti indegni di stare a scuola. Qualche mese fa il taglio del nastro del suo 23° punto vendita, Cesare Bovolato, patron Cadoro, si è spento a Mestre a 88 anni, 200 milioni di fatturato, 1000 dipendenti. Partita in via sperimentale la nuova linea di autobus che copre aree finora non servite dai mezzi pubblici a Favaro, collega le località di Cassolaro, Praseco e Borgoforte al distretto sanitario. Buonasera, eccoci di nuovo in diretta, edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Dunque un anno fa, un anno esatto dalla tempesta Vaia che ha colpito violentemente il nostro territorio, oggi il governatore Zaia a Palazzo Balbi ha fatto il punto sul lavoro di ricostruzione svolto finora. La sensazione al mio primo arrivo a Roccapiedra è stata del silenzio quasi spettrale, della dignità della gente della montagna, della tenacia di non mollare, erano lì tutti che spalavano, nessuno sul bordo della strada che aspettava gli aiuti, e penso che questo ricordo per me resterà indelebile. Grandi i cittadini della montagna, grandi tutti quelli che hanno subito danni, grandi i sindaci eroi che comunque sono stati al nostro fianco e al fianco delle loro popolazioni. Le prime cose, la tensione sicuramente, e poi la preoccupazione, soprattutto la domenica pomeriggio quando stavano uscendo le stelle, sembrava che a qualcuno sembrava che il peggio fosse passato e noi invece sapevamo che il peggio sarebbe capitato il lunedì, e quindi in quel momento molti telefonavano, chiedevano, addirittura insultavano, anche dicevano state creando allarmismo per nulla. In realtà poi si è visto cosa è successo. Questi sono i ricordi più vivi nella mente di chi ha vissuto quelle tragiche giornate e si è ritrovato a dover prendere decisioni. A un anno dalla tempesta Vaia che ha devastato il nostro territorio. Il governatore Zaia, nel suo ruolo di commissario delegato per il superamento dell'emergenza, fu in primis determinato nel disporre la chiusura delle scuole, quando dall'esterno più di qualcuno parlava di allarmismo. È stata una scelta che ho fatto in autonomia. Ho visto le previsioni, erano pessime. Poi magari se arrivava una ventata d'aria e spostava la perturbazione, io oggi sarei qui a parlare del procurato allarme che ho creato, piuttosto che del danno erariale o dell'interruzione del pubblico servizio perché ho chiuso le scuole. La verità è che poi quando metti a repentaglio la vita dei cittadini tu devi sempre saper salvaguardare la loro incolumità, e se tornassi indietro lo rifarei. E a un anno di distanza il punto a Palazzo Balbi sull'enorme lavoro di ricostruzione svolto in questi mesi. Abbiamo circa 1 miliardo di euro di promesse in 3 anni, la prima tranche è arrivata, l'abbiamo tutta investita e si è tradotta in 1746 cantieri. E abbiamo 68 milioni di euro dall'Europa in virtù di una pratica che io ho attivato, e continuiamo così. Ovviamente chiederemo ancora risorse a Roma, visto e considerato che questo territorio è un territorio sensibile, delicato e va salvaguardato. Abbiamo affrontato soprattutto in montagna 28.000 ettari rasi al suolo su 100.000 ettari di bosco, abbiamo aperto in questo anno 1746 cantieri per un controvalore già appaltato di 467.910.000 euro. Questi sono i numeri, grazie al lavoro di tutti, dei 160 soggetti attuatori, tra i quali 115 sindaci. Un lavoro di squadra a 360 gradi. Il sistema funziona. Il sistema funziona e oltre alle procedure funzionano anche le persone. Qua hanno funzionato le persone, perché puoi avere tutte le procedure codificate che vuoi, ma se non ci sono le persone non si riesce a operare. Possiamo dire che il Veneto ancora una volta si è dimostrato forte. Ma l'ha detto il Presidente Mattarella, il Veneto ha dato una lezione di protezione civile e quindi ci meritiamo l'autonomia.
E a fare il punto insieme al governatore Zaia c'erano anche il responsabile della protezione civile Angelo Borrelli e il capo dei Vigili del Fuoco Fabio Dattilo. Un evento che ha provocato 6 miliardi e mezzo di euro di danni, questo è il nostro riscontro che abbiamo fatto anche ai fini del Fondo di solidarietà, e devo dire che il modello che è stato messo in piedi in questa regione ma anche nelle altre regioni ha consentito di intervenire efficacemente nella gestione dell'emergenza ma anche nel post-emergenza. Un grande lavoro quello svolto finora, l'ha definito il capo della protezione civile, che però si augura norme più facili e snelle per fare prevenzione e ripristinare le situazioni dopo le emergenze. Bisogna intervenire in prevenzione per poi limitare gli effetti al verificarsi dell'emergenza. Io vorrei investire molto di più in prevenzione e poi meno per ristorare i danni, perché è di tutta evidenza, lo sappiamo tutti, se noi mettiamo in sicurezza il nostro territorio poi gli eventi non hanno effetti così devastanti e non provocano neanche la perdita di vite umane. Il sistema messo in campo nel fronteggiare Vaia ha funzionato, evidenzia il capo dei Vigili del Fuoco, ma serve in più che tutte le componenti della protezione civile si parlino in tempo di pace, facciano delle esercitazioni, misurino le necessità e ove queste necessità non sono sufficienti vengano colmate. Quindi il sistema di protezione civile deve avere un piano e ciascuno nel piano deve svolgere il proprio ruolo. Nella tempesta Vaia questo ruolo è stato svolto abbastanza bene da ciascuno di noi e devo dire che la cosa ha funzionato molto bene. Certo, tutto è migliorabile, peraltro la tempesta Vaia non era uno di quegli scenari previsti dai piani di protezione civile. Intanto il coordinatore dell'associazione di categoria della filiera Legno e Energia fa sapere che ci vorranno almeno 5 anni per portare via tutti gli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia. I tronchi, ha detto, sono talmente tanti che le aziende impegnate non possono fare di più. Il prezzo del legno è crollato. Meno male, conclude, che sono arrivati i cinesi che comprano i tronchi e fanno rialzare i prezzi. Negozi allagati, approdi sospesi, fortissime raffiche di vento. Anche la città di Venezia, lo ricorderete, fu messa in quei giorni a dura prova. L'alta marea raggiunse il picco da record di 156 centimetri. Siamo nel momento di massimo picco, i vaporetti non fanno più tutte le fermate, ora si va solo a San Marco, addirittura molti passeggeri vengono lasciati sui pontili. Vedete, qui l'acqua, questa è una calle dove l'acqua è ancora più alta, quindi chi si avventura qui insomma o è ben protetto o si infradicia, diciamo, dalla punta dei piedi fino all'ombelico. Tanta gente che cerca di raggiungere l'albergo con le valigie, con le borse, tante persone che non sanno bene dove andare perché Venezia è già un labirinto senza acqua alta. Immaginatevi con questa situazione. Il 29 ottobre 2018 Venezia si svegliava così. La popolazione era stata allertata, ma con il trascorrere delle ore il livello si alzava sempre di più, fino a raggiungere il picco massimo di 156 centimetri, segnando un record storico. Ecco, come vedete lì in fondo qualcuno cerca di passare per fare delle foto, non si capisce, ma si fanno avanti le forze dell'ordine per bloccarlo. Nessuno può passare. Io sono veneziano, sono nato e cresciuto a Venezia e non si è mai vista un'acqua alta del genere. Negozi allagati e così molte case, uno scenario apocalittico per cui si mobilitò l'intera città a partire dalla protezione civile. Come va? Male, mi pare. Molto male. Non si vedeva dal 65, dai 52 anni non si vedeva una cosa del genere. Molto male. No, davvero, tutti ci dicono che è qualcosa di assolutamente straordinario. Anche i trasporti ad un certo punto si fermarono.
Sospesi tutti gli approdi, come si legge dalle insegne luminose, perché l'alta marea in questo momento è troppo sostenuta. E la nostra emittente in quei giorni davvero drammatici fu un punto di riferimento costante per le popolazioni colpite dalla montagna alla laguna, andando in onda quasi ininterrottamente, lo avete anche visto nel servizio precedente, per informare sugli sviluppi della situazione. Ora quei giorni vengono raccontati in un documentario che vi anticipiamo in un trailer. Guarda, noi a questo punto terminiamo la zona di Sant'Andrea di Barbarana, Argenson. Non posso parlare. È una disperazione partito che. Il vento fa ancora paura, la nebbia è tanta, qui ci saranno un paio di gradi. Dopo 4 giorni senza luce, noi abbiamo acqua, ma senza luce, senza niente, veramente niente. Ci manca la luce elettrica, ma soprattutto in buona parte del territorio, ma nel mio soprattutto, manca anche addirittura l'acqua. Il vento, hanno detto che soffiava a 120 all'ora, per me soffiava a 220. Se non mi attacco alla ringhiera, volavo anch'io. Il giovedì sera già c'erano le previsioni meteo che ci davano grosse preoccupazioni per la domenica e il lunedì, soprattutto il lunedì pomeriggio sera. Abbiamo la condizione di una tempesta perfetta. Le raffiche di vento sono fortissime, come si può vedere anche dallo spostamento dell'acqua. Sta volando di tutto, qui siamo in piazza del Duomo. Forte, sta abbattendo moltissime piante in montagna. Non sapevi se erano ancora vivi, se ero capitolo c'era ancora, se il municipio era stato portato via. È la cosa un po' critica per tutti, dai, diciamo. L'importante è stare tutti uniti e piano piano ce lo faremo. Lasciamo quest'ampia pagina dedicata al maltempo che colpì un anno fa il Veneto, andiamo avanti. La prossima settimana saranno nominati il commissario straordinario e il provveditore per la conclusione dei lavori del Mose a Venezia. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti e Infrastrutture Paola De Micheli oggi a Marghera a margine della consegna da parte di Fincantieri della Carnival Panorama all'armatore. Lo stesso ministro ha dato anche un altro importante annuncio in tema di grandi navi. La questione grandi navi tiene banco da anni e che non sia di facile soluzione lo ammette la stessa ministra, aggiungendo che questa però deve essere veloce e tenendo conto dei fattori ambientali, del traffico nautico e delle ricadute economiche. I tempi sono stretti, la previsione è quella di una soluzione provvisoria, il prima possibile, seguita dalla valutazione di quella definitiva anche in relazione alle risorse economiche da investire. Le polemiche sul passaggio delle grandi navi avevano raggiunto l'apice col disastro sfiorato a San Basilio il 2 giugno. Nello scontro tra una nave e un battello Gran Turismo erano rimaste ferite 4 persone. Poco più di un mese dopo, l'8 luglio, nel pieno di una bufera, un'altra grande nave da crociera aveva sfiorato l'impatto con Riva Sette Martiri e altre imbarcazioni ormeggiate o in transito. Nelle settimane seguenti erano state convocate delle audizioni della Commissione Trasporti alla Camera, col ministro Danilo Toninelli l'8 agosto e prima quella più concitata del 31 luglio, quando dopo gli interventi di Zaia e del sindaco di Chioggia Alessandro Ferro, la seduta era stata sospesa al termine di un vivace scambio di battute tra il sindaco di Venezia Brugnaro e la deputata del Movimento 5 Stelle Elisabetta Barbuto. Votate sempre tutto in rissa, sempre, solo che noi siamo stanchi. Siamo stanchi, la città è stanca di voi.
Siamo stanchi, Gentilmente siamo stanchi. non mi Le sto costringete a rispondendo. interrompere Lei la fa commissione. domande capziose. Ok, Come fa a esserci un progetto? Sospendiamo 5 minuti la commissione, è la prima volta in un anno che uso questa cavolo di campanella. Onestà, incapacità, altro che... I miei tecnici, ha annunciato De Micheli, hanno acquisito tutto il materiale disponibile, da quello del Comitatone del 2017 fino a quanto prodotto dal precedente ministro. Fatte le debite valutazioni, gli incontri sul territorio precederanno la soluzione definitiva. Ci fermiamo per un piccolo break, rimanete con noi, torniamo tra pochissimo. Ben ritrovati, edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Questi insegnanti non sono degni di stare a scuola. Parole forti, quelle dell'assessore regionale all'istruzione in merito alla protesta di un gruppo di insegnanti contro la presenza delle forze armate in occasione delle celebrazioni del 4 novembre. Niente militari a scuola per celebrare il 4 novembre, la festa delle forze armate e dell'unità nazionale. Un gruppo di docenti del liceo Marco Polo di Venezia ha boicottato un incontro che il preside aveva organizzato con 2 graduati di Marina Militare e Guardia di Finanza, perché non in linea con i principi dell'istituto, in nome del pacifismo dunque. Comportamento poco gradito dall'assessore regionale all'istruzione. Questi docenti non dovrebbero insegnare nella scuola italiana perché non rispettano le leggi italiane. C'è una legge che dice che il 4 di novembre è la data dedicata alle forze armate. Nella Costituzione le forze armate sono la prerogativa sotto il controllo del Capo dello Stato per l'esercizio di una delle funzioni che sottendono alla costruzione di uno Stato, ovvero l'utilizzo della forza nei modi che sono previsti proprio dalla Costituzione. Questi insegnanti sono, a mio parere, gravemente fuori luogo a scuola, direi quasi un atteggiamento sovversivo. Donazzan non lascerà correre. Credo che questi insegnanti stiano facendo passare dei messaggi molto gravi e siccome hanno un compito educativo, mi pare che stiano utilizzando la scuola come se fosse una loro associazione politica privata. Allora ricorderò loro, e lo farò attraverso gli strumenti che mi sono propri, quindi la richiesta di un'ispezione, visto questo comportamento, perché chiunque decida di fare questo tipo di propaganda politica ideologica non deve stare a scuola. Con 6 condanne e 2 assoluzioni si è chiuso il processo di primo grado per i 4 morti sul lavoro alla Coimpo di Caemo, frazione di Adria, nell'incidente avvenuto il 22 settembre del 2014. Il giudice ha condannato per omicidio colposo plurimo Gianni Pagnine, di Noventa Padovana, ex presidente del CDA della società, Mauro Luise di Adria, responsabile tecnico, Alessia Pagnin di Noventa Padovana e Glenda Luise di Adria, componenti del CDA Coimpo, Michele Fiore, ingegnere di Ferrara, dipendente Agribiofert, Rossano Stocco di Villa Dose, amministratore di Agribiofert. Assolti il dipendente Mario Crepaldi di Adria e Alberto Albertini di Dolo, titolare della ditta Esterni di Trasporti per la quale lavorava Giuseppe Baldan di Campolongo Maggiore, uno dei 4 morti. Quel giorno una nube tossica letale si era sviluppata in seguito allo sversamento di acido solforico in una vasca contenente liquami e altre sostanze che era in gestione all'Agribiofert, azienda interna alla Coimpo che produceva fertilizzanti. Prima gli scoppi, poi l'incendio. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno sentito dei botti provenienti dall'Istituto Superiore 8 Marzo Lorenz di via Matteotti a Mirano, a scoppiare, come poi è stato appurato dai vigili del fuoco, alcune bombolette spray che si trovavano dentro a un piccolo deposito di attrezzature per la manutenzione della scuola al primo piano. I fatti risalgono alla tarda serata di ieri, per cui nessuno è rimasto ferito, ma si registrano solo danni alle pareti in cartongesso del deposito. Oggi la scuola era aperta, mentre toccherà ai carabinieri stabilire se le cause della deflagrazione siano dolose o accidentali. E ora veniamo al lutto nel mondo dell'imprenditoria per la morte di Cesare Bovolato, storico patron di Cadoro. Siamo riusciti a finire e fare una bella cosa, una cosa che dovrebbe porta un gran valore anche a Mogliano. L'ultimo taglio del nastro solo qualche mese fa, prima dell'addio. E quella di Mogliano non era stata una battaglia facile per Cesare Bovolato, ma alla fine l'aveva condotta in porto. Un altro sigillo, il 23esimo punto vendita per quello che tutti chiamavano il signore dei carrelli. Oggi il mondo dell'imprenditoria piange uno dei tanti pionieri del nord-est creativo che costruì la locomotiva economica e la fece partire e andare veloce.
Si è spento a 88 anni nella sua Mestre, Cesare Bovolato, in quella Mestre dove tutto era iniziato nel 1964, anno in cui era stato aperto il primo punto vendita della catena di supermercati Cadoro, fino a costruire un impero che oggi vanta un fatturato da 200 milioni di euro e oltre 1000 dipendenti. Un impero che lascia ora ai figli Lara e Luca dopo aver donato alla sua creatura l'ultimo regalo. Voltiamo pagina, è partita in via sperimentale la nuova linea di autobus che copre aree finora non servite dai mezzi pubblici a Favaro. Si tratta di una corsa che era da molto tempo attesa dai residenti, soprattutto dei residenti di via Cassolaro. Era una delle promesse che avevamo fatto anche durante la nostra campagna elettorale e finalmente questa promessa diventa realtà. Una piccola rivoluzione nel trasporto pubblico veneziano, per ora partita in via sperimentale, perché la neonata linea 44 dell'autobus copre nei giorni feriali zone di Favaro finora sprovviste del servizio. Un servizio ora effettuato utilizzando minibus da 52 posti, in grado di percorrere le strade agevolmente, soprattutto senza richiedere modifiche alla viabilità che potevano creare disservizi agli automobilisti. Io abito vicino al capolinea Borgoforte e sinceramente può essere molto utile sia per raggiungere i servizi a Carpenedo sia per il distretto sanitario. Speriamo che ci togliamo un po' dall'isolamento, dopo tanti anni che hanno tolto sta linea qua, purtroppo c'erano poche corse e non riuscivamo ad usufruirne a pieno, ma adesso con 8 e 8-16 corse penso che sia più agevole. Insomma. La linea 44 consentirà quindi di collegare le località di Cassolaro, Prasecco, Borgoforte con il distretto sanitario di Favaro, con la possibilità di scambiare con altre linee di trasporto pubblico in piazza Pastrello ed in viale Don Sturzo. Tanti studenti, invece di dover chiedere ai genitori, hanno la possibilità di avere un mezzo pubblico, interfacciarsi con via Altinia, dove corrono tutti i bus scolastici che vanno alle grandi aree scolastiche, e andare anche in deposito del distretto sanitario. Sembra una cosa banale, ma molti nostri anziani, che magari per motivi di anzianità gli viene tolta la patente, hanno poi bisogno di recarsi al distretto sanitario, e questo è un servizio che gli consente loro o di interfacciarsi con la del 24 e andare in ospedale, perché qui su via Pasqualigo incroci il 24, oppure arrivare al distretto sanitario e avere tutti i servizi sanitari necessari per la propria persona. Questa sera a 20:10 torneremo a parlare della montagna ferita dalla tempesta Vaia un anno fa, ma anche della grande mobilitazione e della solidarietà dei veneti per la montagna ferita. In studio ci saranno Mauro D'Arimbettina, sindaco di Vigo di Cadore, e Giampaolo Rossi, musicista. È tutto, grazie per essere stati con noi, io vi auguro una buona serata e vi lascio alle previsioni del tempo per domani, arrivederci. Benvenuti al Meteo. Ultimi giorni di ottobre in controtendenza rispetto al resto del mese, che si è mostrato climaticamente sopra la media. Mercoledì 30 ottobre ancora una lieve instabilità e temperature più fresche. Nel dettaglio sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso con residui piovaschi a carattere sparso al mattino. Il tempo sarà via via più asciutto col passare delle ore, ma la giornata risulterà piuttosto grigia. Temperature in ulteriore lieve calo, minime tra 5 e 11 gradi, valori massimi compresi invece tra 11 e 13 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia con ultime piogge al mattino, ma via via in esaurimento, cielo coperto un po' ovunque. Temperature minime tra 6 e 10 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 12 e i 13 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove non cambia la situazione, tempo ancora localmente instabile, ma situazione in miglioramento durante il pomeriggio. Temperature minime sui 9 gradi, valori massimi sui 12 gradi. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento, arrivederci.